Signori del Governo, l'Italia dei Valori voterà in maniera netta, chiara, convinta, in modo contrario a questo decreto legge che voi avete chiamato misure urgenti per la crescita. Votiamo in modo netto, in modo contrario, per molte ragioni, di metodo e di merito. Innanzitutto per il titolo stesso che gli avete dato, perché già il titolo lo riteniamo una truffa, un'autentica truffa. Voi dite che sono misure urgenti per la crescita, se poi andiamo a vedere il merito del provvedimento, i tempi di attuazione sono lunghissimi. Vi sono oltre 40 provvedimenti attuativi che andranno a regime dopo la fine della legislatura. Quindi questa idea di far credere ai cittadini che in via d'urgenza vi state occupando di loro è una presa in giro. Ancor più presa in giro, sempre riguardando il merito del provvedimento, è il voler far credere ai cittadini che state movimentando oltre 80 miliardi di risorse per incentivare la ripresa e lo sviluppo del Paese. Se andate a vedere la norma in concreto che dentro il provvedimento è inserita, si tratta di appena 1 miliardo in 6 anni, mentre il resto, che anch'esso è di qualche miliardo soltanto, non di 80, è un riorientamento di spese già assegnate. Quindi in realtà è un'altra presa in giro. Nel merito, al di là della propaganda che state facendo grazie anche a un sistema di informazione sempre più asservito a questa maggioranza parlamentare finta e falsa che vi sostiene, state facendo credere al Paese che tutto va bene, Madama la Marchesa, avete rilanciato l'economia del Paese. Forse fareste bene a vedere oggi qual è la realtà. Oggi lo spread è oltre 530 punti, il rendimento sui titoli decennali è oltre il 6,5%, il deficit è aumentato, il debito pure, ogni giorno stanno chiudendo migliaia di fabbriche e centinaia di migliaia di persone stanno andando in licenziamento. La verità, cioè, è l'esatto contrario di quello che voi dite. Ecco perché noi nel merito votiamo contro questo provvedimento e non vi diamo in alcun modo la fiducia, perché con artifici e raggiri, grazie a un concorso di artifici e raggiri che questo Parlamento sta realizzando e ha realizzato anche oggi, state facendo credere ai cittadini che state risolvendo i loro problemi. La realtà non è così e vorrei far sapere a chi ci ascolta fuori di qui che proprio oggi ne abbiamo avuto la riprova. I cittadini non sanno che nelle 2 ore precedenti a quel che sta succedendo in questo momento abbiamo votato 160 ordini del giorno circa. Ebbene, se proviamo l'ordine del giorno, lo dico a chi ci ascolta fuori di qui, è una volta votato, una volta approvato dal Governo, è un impegno del Governo a fare ciò che si chiede. Bene, è stato votato un insieme di ordini del giorno che, messo tutti insieme, vuol dire un altro provvedimento, l'esatto opposto di quello che è stato votato e per cui è stata data la fiducia oggi. Cioè, oggi sono stati votati degli ordini del giorno in cui si è impegnato il Governo a modificare la legge che oggi stiamo approvando e per cui oggi il Governo ha chiesto e ottenuto la fiducia da questa Camera. Ci siamo resi conto a che punto siamo arrivati di ipocrisia, di falsità e di presa in giro? Ancor più grave e amara questa situazione perché sappiamo che questa vicenda non sarà risolta come dovrebbe essere risolta da chi è garante della Costituzione, da chi dovrebbe verificare che queste prese in giro non devono essere fatte né dal Parlamento né dal Governo rispetto ai cittadini, e mi riferisco al Presidente della Repubblica.
Onorevole Di Pietro, lei sa che alcune espressioni non sono consentite. E non ho detto nulla. Ho ascoltato perfettamente le sue parole e per questo la richiamo. Che lei mi faccia l'avvertimento preventivo, prendo atto, ma non ho detto nulla nei Ho confronti detto di la nessuno. richiamo, non l'avverto. La lingua italiana è unica. Prendo atto che a lei interessa tutelare un organo dello Stato che anch'io intendo tutelare e da cui mi aspetto di essere tutelato. E allora, signor Presidente, mi spiega per quale ragione la Presidenza della Camera oggi ha lasciato che avvenisse un fatto gravissimo, e per questo mi appello io al Capo dello Stato di cui voglio avere fiducia. Questa mattina un imputato per fatti di mafia ha offeso la reputazione dei magistrati che lo stanno inquisendo. Questa mattina la Presidenza della Camera cosa ha fatto? E cosa farà, chiedo io formalmente, al Presidente della Repubblica quando leggerà ciò che questa mattina è stato detto qui, in quest'Aula, da un imputato per fatti di mafia che ha offeso e ingiuriato i magistrati che stanno indagando nei suoi confronti. Questo lo chiedo a lei, Presidente. Onorevole Di Pietro, lei sa che non è un dialogo tra l'onorevole Di Pietro e il Presidente della Camera. La prego di attenersi al tema e di continuare il suo intervento. E io non credo che voglia anche impedirmi di dire ciò che ritengo di poter dire e come impostare il mio discorso. Vale per lei come per il collega che ha citato poc'anzi. Il Presidente della Camera deve difendere le prerogative di tutte le istituzioni, anche dei magistrati, anche quando vengono offesi qua dentro. Prosegua, onorevole Di Pietro. Perché adesso sta accadendo quel che è accaduto nel 92 e poi sono arrivate le stragi. I magistrati vengono isolati, denigrati, offesi, derisi, ingiuriati. Il risultato è stato che poi sono arrivate anche le bombe perché si sono sentiti delegittimati. Ed io sento il dovere in quest'Aula di richiamare ciò che sta accadendo in queste ore, in questo Paese, dove la colpa di quel che accade è dei magistrati che cercano di scoprire la verità e non di coloro che commettono fatti gravissimi, addirittura di accordi fra mafia e istituzioni. E stabilito quindi che nel merito questo provvedimento è una presa in giro, io vorrei aggiungere che tutto ciò che sta accadendo in questo momento da parte di istituzioni fondamentali, quale la Camera e il Governo, sta diventando una presa in giro. Ecco perché io mi appello al Capo dello Stato, perché deve evitare che avvengano queste prese in giro. È vero o non è vero che qui i provvedimenti di merito vengono presi solo con voto di fiducia, senza poterli discutere nonostante che ci sia una maggioranza bulgara? Che ragione c'è di mettere il voto di fiducia? Glielo dico io, Presidente, perché in realtà la maggioranza non esiste, è una finzione, è una presa in giro, che fanno finta che esiste semplicemente perché non sanno come risolvere il problema della legge elettorale in un modo tale da garantire se stessi, quelli che stanno qui dentro, e mortificare quelli che non si adeguano alle regole non scritte che stanno qui dentro, cioè salvare se stessi e la propria poltrona. Lo dico questo perché non capisco la ragione, perché anche lei, signor Presidente della Camera, fa incontri riservati, e come anche il Governo soprattutto, faccia incontri riservati con i singoli segretari dei partiti sulle questioni che attengono alla legge elettorale, e invece la legge elettorale non venga discussa serenamente, pubblicamente, nelle commissioni e non nelle segreterie dei partiti. La verità è una sola, perché voi non sapete come risolvere un problema, quella di far rimanere questa anomala maggioranza che il popolo italiano aveva votato in contrapposizione una coalizione rispetto all'altra, e che voi avete messo insieme in modo anomalo e che dovete e volete mettere insieme anche dopo le prossime elezioni. E allora dovete trovare la giustificazione per poter fare una legge elettorale facendo credere, turlupinando ancora i cittadini,
che chiedete il voto loro su un programma vostro, salvo poi il giorno dopo, monti dopo monti, riconfermare questo governo con una maggioranza trasversale non voluta, non votata, non accettata dai cittadini. Questa è abuso delle proprie funzioni, questa è falsità nell'esercizio delle proprie attribuzioni, questa è omissione. Se davvero vogliamo fare gli interessi dei cittadini, signori del Governo, signori del Parlamento, perché non ancora approviamo la legge anticorruzione? Perché quello giace e mentre qui si approvano altre leggi che nulla hanno a che fare? Perché, signor Presidente della Camera, da un anno lei, pur avendo in quota dell'Italia dei Valori un provvedimento da mettere all'ordine del giorno qui, il falso in bilancio non lo mette all'ordine del giorno? Perché? Perché? Grazie, Ve lo dico onorevole Di io. Pietro. Lo so che non vuole sentirle queste voci. No, onorevole Di Lo so che Pietro, non lo io ho il volete dovere di sentire far queste rispettare il voci. regolamento e anche il tempo. Le comunico che il suo tempo è scaduto. Grazie. E le ricordo anche in modo amabile, senza alcuna polemica, che il semplice fatto che lei... Onorevole Di Pietro, il suo tempo è scaduto, le ho detto. Onorevole Di Pietro, il tempo è scaduto, il suo tempo è scaduto. Onorevole Di Pietro, le tolgo la parola.